Si vede che era una cosa che attraeva qualcuno a fare da pendolo, non so, qualcosa del genere. Ecco, trattare un'opera d'arte più come un gioco che come opera d'arte, ecco. E alla fine ci sono riusciti. La coda spezzata al leone alato in legno più grande del mondo, inaugurato poco più di un mese fa a Fratta di Tarzo per festeggiare i 6 anni dall'iscrizione delle colline del Prosecco nel registro UNESCO dei patrimoni dell'umanità. Marco Martalar, l'artista asiaghese che ha fatto del legno violato dalla furia di Vaia una missione di cultura e memoria, aveva già lanciato l'allarme qualche settimana fa con delle foto inequivocabili sul suo profilo Facebook. Turisti che si appendevano come fosse una giostra alla coda del leone alto 7 metri e lungo 10, realizzato con pazienza certosina usando 3000 pezzi di radici di alberi abbattuti dalla tempesta. Appesi a un'opera d'arte per farsi selfie, fotoricordo o semplicemente per gioco. Sono più persone che continuano a mettere le mani su magari un punto preciso dell'opera e l'ultima riesce a fare il danno più grosso, spezzarla, perché l'opera è abbastanza robusta, ma il continuo mettere le mani sempre nello stesso punto prima o poi la spezza. Quindi il colpevole finale è solo l'ultimo della fila. L'immagine della coda spezzata sta suscitando lo sdegno in tutto il Veneto. Il leone sarà riparato, ma Zaia paventa già l'ipotesi di una videosorveglianza per evitare ancora episodi come questo, anche se ammette sarebbe un fallimento culturale. Le opere di Marta Lar non sono nuove a vandalismi come questi, ma stavolta il rammarico è più forte. Il leone alato è anche un simbolo, no? Per noi veneti, per la Serenissima, un simbolo storico che secondo me dovrebbe anche fare un po' pensare, non è solo un'opera d'arte che ha a che fare posso dire, ha a che fare con la cultura proprio di un popolo e questo fa un po' stare un po' più male